Luca era un giovane di cuore gentile e occhi curiosi. Nacque in una grande città, Antiochia, dove la vita era piena di colori e suoni. Crescendo, mostrò una mente brillante e un desiderio profondo di imparare. La sua passione era la medicina, l'arte di curare il corpo e alleviare le sofferenze. Viaggiò in terre lontane, imparando segreti antichi da saggi della Grecia e dell'Egitto. Ogni nuova conoscenza gli apriva un mondo, eppure nel suo cuore c'era una sete che la scienza non riusciva a saziare. Un giorno, durante i suoi viaggi, arrivò in una città chiamata Troade. Qui incontrò una persona speciale, Paolo, un uomo dalla voce potente e dagli occhi pieni di luce. Paolo parlava di un uomo straordinario, di un Salvatore venuto sulla terra per amore. Luca, che fino a quel momento aveva curato corpi malati, sentì qualcosa dentro di sé guarire, come se il suo cuore avesse finalmente trovato una cura. La sua anima si accese e decise di lasciare tutto per seguire questo Paolo, per camminare al suo fianco e portare la buona notizia di cui parlava con tanto ardore. Il viaggio insieme fu lungo e pieno di avventure. Luca non si separò mai da Paolo e il suo amore per quella verità che aveva trovato cresceva giorno dopo giorno. Era come se la sua vita avesse finalmente trovato uno scopo più grande. Un giorno Luca sentì un desiderio profondo. Non bastava solo parlare di quell'amore, bisognava scriverne, raccontarlo al mondo intero perché tutti potessero conoscere la meraviglia di quel Salvatore. Allora si mise a scrivere con il cuore colmo di gratitudine. Raccontò con dolcezza le storie più belle e commoventi, come quella di un pastore che lasciò tutto per cercare una pecorella smarrita, o quella di un padre che, con le lacrime agli occhi, accolse il figlio perduto. Voleva che tutti sapessero che l'amore di Dio è grande, che nessuno è escluso, né i ricchi né i poveri, né i giusti né i peccatori. Mentre Luca scriveva, le sue mani erano mosse da un amore così grande che ogni parola sembrava brillare di luce divina. Era come se il Salvatore stesso gli guidasse la penna e il suo cuore si riempiva di gioia. Non si fermò mai, neppure quando il viaggio si faceva duro, quando Paolo venne fatto prigioniero e le ombre sembravano più grandi della luce. Ma Luca sapeva che la luce vince sempre. Continuò a scrivere, continuò a raccontare di quell'amore che supera ogni cosa. E non solo scrisse delle parole. Si dice che Luca fosse anche un artista che dipingesse con colori vividi e puri. Si dice che abbia dipinto il volto della Madonna, la madre del Salvatore. Forse un giorno la guardò negli occhi, forse sentì dalla sua voce dolce le storie di quel bambino speciale che aveva portato nel mondo. Il tempo passò e Luca non smise mai di predicare e di curare non solo i corpi ma anche le anime. Portò la buona notizia in molti luoghi, parlando con la stessa dolcezza e forza con cui aveva scritto. Ovunque andava, la gente lo ascoltava e si sentiva toccata nel profondo, come se le sue parole fossero una medicina per il cuore. Quando arrivò la sua ultima ora, Luca non era solo. Il suo cuore era pieno di pace, sapendo che aveva compiuto la missione più grande che gli fosse stata affidata. Le sue spoglie furono portate in una terra lontana e ancora oggi molti lo ricordano con affetto e gratitudine, sapendo che grazie a lui il mondo ha potuto conoscere il volto amorevole di Dio. Luca, che aveva iniziato come medico, era diventato un guaritore dell'anima
e le sue parole continuano a curare i cuori feriti di chiunque le legga. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.